Scatman's World.
varco chiuso, noi diamo uno sguardo alla classifica finale. Vai ragazzi, 12ª posizione in griglia dopo la beffa di Le Mans, vogliamo. E la rimonta, pilota italiano, circuito italiano, moto italiana, quindi le possibilità di vittoria sono molte. I tifosi hanno le striscioni, vai come vinci per noi. Madonna, qualcuno ha rischiato, staccatona veramente della vita. Ok. Devo stare tranquillo perché il Mugello è un circuito che posso fare bene, però da 2 o 3 curve dove sbaglio sempre. Ha le classiche e tipiche curve come indiane, salmone da superare, eccolo qua. Ottavo posto, niente. Supero, mi faccio superare, non c'è niente da fare. Mamma che rischio ancora qua, sto rischiando come un pazzo. Il Mugello è così, o fai bene o fai male. Bravo Come, bravo. Brava Giovanna, brava. Dai che c'è Cortese, lo possiamo superare. Cortese 6º posto in questo momento. 6º posto, Cumendiero. Mamma mia, rischio incalcolabile, ho sentito la moto partire. Ho sentito la moto andare. Eccola, questa è la mia curva. Questa è la mia curva, ragazzi. L'ho presa anche male rispetto al solito. Quinta posizione, quinta posizione. Però adesso sento che la moto non è performante come quelle dei miei avversari, cioè la senti purtroppo, la senti. Primo giro completato in quel del Mugello, quinto posto lontani dai primi. Pacchetto acquisito. Oh, staccatone. Giro record di Calione, record di Calione. Oh, è tornato a gattone. I primi sono abbastanza in fuga però. Ahimè, ahimè. Salmone 6º. Qua vediamo che lottiamo per il quinto posto, vai. Non sperare in qualche incidente davanti, in qualche rottura di motore, non lo so neanche io cosa, ma qualcosa deve succedere, ragazzi, se vogliamo sperare nel miracolo. Vedo che hanno un passo superiore al mio. La batte primo, Vino è secondo, l'importante non deve vincere almeno. Almeno no la vittoria, Beppe, almeno no la vittoria. Dai, come che mi sto un po' avvicinando in realtà, ma non basta. Non basta purtroppo, Beppe, non basta. Eccolo qua, Salmone mi risupera, anche a gattone forse. Niente, non ho il passo gara il Mugello, non ho il passo gara, non c'è nulla da fare. Purtroppo non ho il passo gara, se non hai il passo gara alla fine. Vabbè ragazzi, sarà durissima, se non cambio moto sarà impossibile vincere il mondiale. Sono arrivate 2 vittorie, ma giro record di Liuti. Comunque ho visto che c'è anche Lola Pons in Moto2, perché che non la fatalità non l'avevo mai beccato, però c'è anche la bella Lola. Dai, almeno quarti, porca troia. Dai, vogliamo la rottura del motore a Vino, dai ti prego, la rottura di Vino. Dai che vogliamo la rottura di Vino. Mamma, qua ho rischiato tutto, ma almeno quinto devo arrivare però. 2 secondi e 2 di svantaggio su Calia, veramente. Impresa disperata. La prima parte la faccio bene, la seconda che sbaglio completamente.
C'è tanto da lavorare in casa Cume. Guarda quanto recupero qua. Questo è il passo, però il problema è ho recuperato un secondo. Quasi un secondo, cazzo. Vabbè. Pazienza. Dobbiamo tenere questo quinto posto e sperare nelle prossime gare, che sono le mie gare, di tornare in corsa per le vittorie. A Catalogna, a Sen e quelle parti là devo vincere assolutamente. Ok. Quinto posto un po' amaro per Veneziano, ma va bene, insomma, va bene, dai. Meglio di una merda. Veneziano saluta il suo pubblico, tutti gli striscioni per lui. Veneziano saluta il pubblico, grazie per lo supporto. Va a vincere Rabat. Vino terzo, che culo. Qua non perdo tanto. Non perdo tanto, fortunatamente. Questa è una cosa abbastanza positiva. Meno male, alla fine è arrivato, no, secondo. Classifica, siamo quinti a meno 37, dai, ce la possiamo ancora giocare. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.